Cari amiche e cari amici della Tenda TV, siamo a Biella e siamo qui per raccontarvi la 96esima adunata nazionale degli alpini. Speciale penna nera per farvi vivere tutte le emozioni di questa adunata e per farvi sentire le voci degli alpini vittoriesi. Siamo in compagnia di Andrea Pagotto, vicepresidente e vicario della sezione ANA di Vittorio Veneto. Come sta andando qui a Biella questa adunata nazionale degli alpini? La dunata sta andando bene, è cominciata nel vivo ieri mattina con l'alzabandiera, poi c'è stato un susseguirsi di cerimonie, inaugurazione di cittadella militare, di protezione civile e questo pomeriggio la messa in Duomo, una messa intensa, celebrata dal vescovo, molto significativa. Come si stanno preparando gli alpini vittoriesi alla grande sfilata di domani? Gli alpini vittoriesi sono già, credo, tutti arrivati, a grandi linee penso che saremo circa un 300, chi è già qui da mercoledì, giovedì, tanti sono arrivati oggi, quindi direi che siamo pronti, se il tempo ci assiste ancora meglio. Com'è l'atmosfera? Negli occhi abbiamo ancora le immagini dell'adunata dei record dello scorso anno a Vicenza. Una città un po' più contenuta, quella di Biella, ma questa adunata piemontese come sta andando? Sicuramente una cosa diversa, Biella è una città molto più piccola, però è molto più raccolta, se la definiamo così. Già da ieri sera si vedeva un gran movimento, il centro storico non è grandissimo e quindi le presenze sono tutte concentrate nel centro storico, direi molto più intima, possiamo definirla così, forse anche un po' più alpina, perché siamo anche molto vicini alle montagne. Bella, una cosa diversa da Vicenza sicuramente e sarà sicuramente molto interessante. Noi siamo qui da giovedì, sta andando benissimo, tutte le cose hanno funzionato alla perfezione, veramente una bella città, tutta imbandierata, non c'è un davanzale, una finestra che non abbia una bandiera, una bella città pulita, ordinata, quindi una bella adunata e speriamo che continui, che il tempo ci dia una mano domani e che sia veramente una bella sfilata, specialmente per la sezione di Vittorio Veneto. Tanti vittoriesi a Biella, quando siete arrivati e che cosa avete fatto in questi giorni? Siamo arrivati ieri mattina in tarda mattinata, partiti al mattino presto da Vittorio e già ieri in prima mattina c'era un gran fermento, un gran movimento. Ci siamo avvicinati a Biella, abbiamo trovato il reparto Salmerie e con loro abbiamo trascorso una buona mezza giornata. Ecco. Per poi avvicinarsi qui e fare con loro una manifestazione in centro che si è svolta presso il Monumento al Muro. Che cosa vi aspettate dalla sfilata di domani per quanto riguarda i vittoriesi? Ci aspettiamo come al solito di fare una gran bella figura, nel senso che siamo presenti in tanti, da quello che ho sentito, recepito anche dai vari gruppi, la presenza è massiccia, sicuramente massiccia. Anche il reparto Salmerie sfoggerà il nuovo arrivato, Tamburino, mulo appena arrivato, proprio fresco di 15 giorni. Com'è l'atmosfera in questa adunata piemontese? Qual è l'aria che si respira? Ma l'aria è la stessa secondo me di tante altre adunate. Il Piemonte è terra di alpini, come anche altre parti d'Italia, perciò l'atmosfera è ottima, è quella dell'alpinità, è quella della fratellanza, dello stare insieme. E non si è alpini solo 3 giorni all'anno, si è alpini 365 giorni all'anno, ma in queste 3 giornate diciamo che si affronta la parte un po' più goliardica, diciamo, della vita alpina. Batti, bene, 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 bene,
Mi dicono che lei è uno dei primi ad arrivare alla Dunata, è giusto? Sabato. Quando è arrivato? Sabato verso l'1, arrivo io, comincio a scaricare tubi, ferri, mi guardavano un po' male. Ma allora ci porti in una visita guidata qui dentro la sua dimora? Adesso un po' di disordine perché vengo da un momento di difficoltà. Si entra nel giardino, questo è il giardino, in the garden, dove questo è molto utile perché visto che a Biella non piove mai, quest'anno ho fatto la tenda. Poi abbiamo il soggiorno, adesso mi manca il materasso perché è fuori che si asciuga. Sarebbe tutti angoli, angolo. Io sono allacciato alla corrente comunale e mi è già arrivata la bolletta. Siamo qui con il presidente della sezione alpini della Valle Camonica. Come sta andando questa Dunata a Biella? Direi bene, è una città che sta rispondendo molto bene, è una città alpina, quindi l'accoglienza è sicuramente delle migliori. Una buona Dunata a tutti, ai bresciani, ma anche a voi di Vittorio Veneto. So che voi avete molti amici a Vittorio Veneto. Sì, noi abbiamo, come sapete, il pellegrinaggio d'Amello, che è una cerimonia importante, una cerimonia che coinvolge tanti alpini, fra i tanti alpini anche più di uno dei vostri alpini con i quali si è instaurata un'amicizia veramente profonda e vera. Siamo in compagnia di un altro dei vicepresidenti, dei nuovi vicepresidenti della sezione ANA di Vittorio Veneto. Quando siete arrivati voi qui a Biella? Noi siamo arrivati nella giornata di giovedì, siamo partiti giovedì mattina insieme al presidente Maurizio Casetta con un camper, è più comodo. La città non è molto grande, ma questo rende ancora più sentita la grande accoglienza che ci hanno riservato. È tutto pronto per la sfilata? Gli alpini vittoriesi come risponderanno? Risponderanno come sempre mettendocela tutta, sia dal punto di vista dell'ordine che dal punto di vista dei messaggi contenuti negli striscioni. Messaggi, ricordiamo il motto di questa Dunata, alpini portatori di speranza, ce la metteremo tutta. Speriamo che il tempo ci aiuti, ieri è stata una giornata un po' piovosa, domani è prevista un altro po' di pioggia, comunque gli alpini non hanno paura. E nella serata di sabato è arrivata a Biella anche la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, una sindaca alla sua prima adunata nazionale. Certo, sì, la mia prima adunata nazionale, ho sempre seguito la Dunata dalla tenda TV, rimanendo a casa, provando tanta emozione. Quest'anno da sindaca ho voluto esserci, è doveroso essere qui in compagnia di tutti i nostri alpini e naturalmente un ricordo a tutti gli alpini che hanno dato anche la loro vita e quindi doveroso essere qui. Quali saranno le emozioni domani in occasione della sfilata? Le emozioni sono sempre tante quando sfiliamo in modo istituzionale, domani sicuramente sarà un'emozione ancora più forte, considerato insomma che è la Dunata nazionale degli alpini e quindi mi immagino tanto sentimento, tante espressioni dei valori di solidarietà, di aiuto e di pace che gli alpini hanno sempre avuto. Senti carabinieri, cosa me capita una carta che sono richiama, me capita una carta che sono richiama. Quando si parla di alpini non si può non parlare della coralità alpina e lo sappiamo, nella serata del sabato della Dunata nazionale tanti sono i cori che si esibiscono in tanti luoghi della città che ospita la Dunata. Questa sera siamo a Biella, nella chiesa di San Paolo, e il nostro coro ANA sezionale ha dato bella mostra e bella prova di sé. Com'è andata? È sempre una grande emozione perché quando si canta in questi contesti si trasmette proprio il cuore del nostro repertorio, dei nostri valori, del nostro modo di sentire proprio la musica del canti degli alpini, e il pubblico lo percepisce e con gli applausi calorosi ci sostiene e ci segue. Che brani avete fatto e com'è stata la risposta appunto del pubblico?
Abbiamo fatto una carrellata di brani dalla partenza del soldato con la cartolina di precetto, la prima guerra mondiale, la campagna di Grecia, Albania, la Russia. Abbiamo ricordato gli 80 anni della liberazione con un canto dedicato ai partigiani. Abbiamo finito invece con un inno alla pace dove dice mai più la guerra e mai più l'uomo contro l'uomo. So che la vostra trasferta piemontese è iniziata qualche giorno fa. Quali sono stati i vari appuntamenti, quali sono state le tappe di avvicinamento alla Dunata? Abbiamo fatto ieri sera, venerdì sera, un concerto nella chiesa di Villanova, ospiti del gruppo Alpini locale, e stamattina c'è stata invece a Salussola una messa con sfilata e cerimonia di deposizione dei caduti della corona d'alloro, una messa appunto dell'Alpino con vari gruppi che erano ospitati là in quella zona, e insomma è stata una bella cerimonia. Il parroco ci ha accolto con grande entusiasmo, è stato un bel momento anche quello. E i suoi coristi come si stanno comportando in questa Dunata? Diciamo che ieri l'entusiasmo, ieri era alle stelle, proprio stanchi un po' per il viaggio, hanno cantato, hanno fatto. Stasera ero un po' sulle spine perché non so se era rimasta voce, ma invece sono stati bravi, hanno risparmiato un po' anche la voce per questa sera, hanno fatto un bel concerto, la chiesa era piena di gente, insomma sono riusciti a fare una bella performance. E lei, direttore, ha diretto anche l'ultimo canto con tutti e tre i cori che hanno preso parte a questa serata, e il titolo è quello classico. Sì, ormai è un classico, alla fine ci troviamo tutti insieme e cantiamo Il Signore delle Cime, dedicato a tutti gli alpini andati avanti e che non ci sono più con noi, ma sono sempre nel nostro cuore e nella nostra memoria. Domenica 11 maggio, il risveglio degli alpini. Vi stiamo parlando da Biella e siamo in uno dei campi che ospitano gli alpini. Sono qui con Mirko Denoni, vicepresidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Come sta andando? Molto bene, come vedi al sorgere del sole siamo già operativi, lavati, sbarbati, stiamo facendo il briefing per organizzarci al meglio per la nostra sfilata. E bene, direi bene, siamo sulla cresta dell'onda, andiamo avanti. Allora, vogliamo raccontare un po' anche quello che è questo campo, questo accampamento. Allora, possiamo dire, una volta c'erano le tende, adesso ci sono i camper forse. Di chi siamo ospiti? Allora, noi qua siamo ospiti del gruppo Alpini in Soligo, della sezione di Conegliano. Chiaro, l'età anagrafica aumenta e il tendaggio andiamo a sostituirlo con un buon camper. E quindi è una cosa che viene naturale. Ecco, andiamo, vieni Mirko, e andiamo a far vedere ai nostri amici a casa in questa mattina appunto della domenica quanti sono i camper che stanno affollando questa zona di Biella. Manca poco ormai alla sfilata, ma i giorni precedenti sono stati un mix tra goliardia e momenti anche ufficiali. Allora, ci sono stati molti momenti ufficiali che abbiamo seguito completamente e c'è stata della goliardia relativamente da parte nostra perché non abbiamo avuto tempo, e comunque c'è stata anche della pioggia che nei momenti ufficiali ci ha sempre bagnato, ci ha sempre benedetto, diciamo. Ecco, parliamo sottovoce perché adesso il sole insomma ci sta illuminando in questo momento e diciamo che le condizioni meteo per il momento sembrano volgere positivamente.
certo, non potevo non venire a salutare loro perché hanno dimostrato negli anni di sapersi sacrificare e lavorare per combattere tutte le situazioni difficili e drammatiche, sia nel mondo, parlavamo dell'Afghanistan prima, sia in Italia ogni volta che c'è stata una sciagura o qualunque problema. Quindi sia l'associazione sia gli alpini sono sempre stati al servizio dell'Italia e della pace, oltre che del popolo italiano, per cui c'è da prendere esempio. Io nella mia attività quotidiana prendo esempio dallo spirito alpino. Siamo in compagnia del nuovo presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta, alla sua prima adunata appunto da presidente. Immagino che l'emozione sia tutta particolare quest'anno. Beh, senz'altro sono molto emozionato perché assieme a me sfila una nuova squadra di consiglieri e di vicepresidenti, quindi l'emozione è tanta sia per me ovviamente, ma anche per tutta la mia squadra. Come è andata in questi giorni a Biella? Come ha risposto la città all'invasione alpina? Allora, devo dire che c'erano molti dubbi all'inizio perché dicevano che la città è piccola, la città non aveva l'accoglienza per tutti gli alpini, tutta la massa di alpini che è arrivata a Biella in questi giorni, ma invece c'è stata una sorpresa. Questa è una adunata veramente a misura d'uomo. Vedremo alla fine se reggerà Biella al nostro impatto, al nostro arrivo, ma credo proprio di sì e sarà una gran bella adunata. Abbiamo già visto le prime immagini questa mattina, tanta emozione e 2 ali di folla appunto che hanno accolto gli alpini. Tante anche le istituzioni, tanti i sindaci presenti da tutto il nostro territorio. Sì, assolutamente, io ancora non li ho contati, ne ho visti 6-7 e in più anche quest'anno abbiamo l'onore di avere la città di Vittorio Veneto, la città che ospita ovviamente la sezione, con il gonfalone medagliato di medaglia d'oro al valor militare che sfiderà con noi, quindi un'altra ulteriore emozione. Che cosa dire ai vittoriesi che ci stanno seguendo da casa? Beh, ai vittoriesi dicono semplicemente, agli alpini vittoriesi che non sono presenti, dico avete sbagliato a non esserci. A tutti gli altri dico guardateci perché è un gran bel momento. Quest'oggi ci sarà anche il debutto del nuovo striscione della sezione ANA di Vittorio Veneto. Certo, 2 striscioni nuovi, quello nostro con la dicitura Città della Vittoria perché è quello che ci rappresenta e è il nostro grande orgoglio, e uno striscione che è stato ideato e concordato insieme alle sezioni amiche e vicine di Conegliano e Valdobbiadene per celebrare il nostro territorio, i valori del nostro territorio, beneficiato anche in questi ultimi anni con il marchio dell'UNESCO. Sindaco, anche lei all'adunata degli alpini, come sta andando? Qual è l'atmosfera che si respira a Biella? È una bellissima atmosfera, per me questa è l'11ª adunata da sindaco ed è sempre bello essere coinvolti dagli alpini perché qui si respira il vero senso di amicizia e solidarietà, quindi una bellissima festa. La giornata oggi ci sorride rispetto alle previsioni e quindi andiamo avanti. Vittorio Veneto, evviva! E tra i sindaci abbiamo anche la sindaca dei ragazzi. Sei alla tua prima esperienza all'adunata degli alpini? Sì, sono alla mia prima esperienza e sono qua con mio papà. Come sta andando? Molto bene, è molto bello, mi sto divertendo un sacco. È una bella e grande festa e tra poco si sfila. Certo. Come sta andando questa adunata degli alpini a Biella? Ma direi molto bene, in mezzo a tantissimi alpini così, una roba fantastica. È la mia prima volta da sindaco all'adunata degli alpini, veramente si respira un clima festoso, un clima di gioia, veramente bello. Si respira aria di famiglia e per me che è la prima volta, come tanti altri sindaci, siamo contenti di essere qui oggi ad accompagnare i nostri alpini. Beh, che dire, alpini baciati dal sole oggi, una bellissima giornata, viva gli alpini. E qual è l'atmosfera che avete respirato in questi giorni? Un'atmosfera di gioia, di voglia di stare assieme. Era bello camminare ieri e sentire che c'erano persone che si ritrovavano dopo anni con militoni, raccontavano delle esperienze vissute e di una vita trascorsa, molto bello.
Sempre incredibile, sempre bello stare con gli alpini. Un saluto a tutti gli alpini, Biella oggi c'è il sole, tanta voglia di stare insieme, tanta fratellanza, quindi come sempre una grande emozione. Beh, sicuramente appena uno arriva a Biella sente subito nell'aria la festa, ed è la festa alpina, e la festa alpina è fatta di genuinità, di valori, ed è quello che dentro questa festa, non è una festa vuota, è una festa piena di valori. Sta andando bene, oggi è uscito anche il sole, siamo qui da ieri, sicuramente una Biella piena, tantissime persone, una giornata di festa ma anche di ricordi, di impegni, e tutto questo grazie agli alpini. Mi ha colpito molto, sono qua da ieri, vedere tanta gente che sfila e marcia insieme agli alpini, una bella situazione e si sente proprio la voglia di stare insieme. Consigliere Carnelos, anche lei alla sfilata di Biella, come sta andando? Sta andando benissimo e dove ci sono gli alpini va sempre tutto bene. Qual è stata l'atmosfera che ha respirato nella giornata di ieri e questa mattina? È stata l'atmosfera emozionante e calorosa. La città ci ha accolto in maniera entusiasta. Una bellissima atmosfera che si sta respirando. Sicuramente scortiamo in questo caso il gonfalone dell'Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto, che è presente anche questa volta come in altre occasioni insieme alla sezione degli alpini a rappresentare un'altra anima di Vittorio Veneto. Immancabile alle adunate nazionali il reparto salmerie della città di Vittorio Veneto, della sezione di Vittorio Veneto. Da quanto siete qui a Biella e come è andata in questi giorni? Siamo qui ormai da 3 giorni, i primi sono arrivati mercoledì, poi siamo arrivati un po' alla spicciolata. Io personalmente sono qui da giovedì. Quest'anno programma davvero intenso perché giovedì siamo stati con le scuole a San Digliano, che è un paese qui che ci ha ospitato. Il venerdì abbiamo fatto una cerimonia, un onore ai caduti al monumento all'Alpino Il Mulo a Biella, che è il monumento ai caduti, con un monumento meraviglioso, avevamo una fanfara meravigliosa che ci accompagnava, proprio una cosa molto bella, molto sentita anche dalla città, molto sentita dagli alpini che erano lì con noi. E poi sabato eravamo a Candelo, un altro paese qua vicino che ci ha ospitato un paio di giorni, e da loro abbiamo fatto l'onore ai caduti su 3 monumenti che loro hanno, una cosa bella, davvero bella, e adesso siamo qua. Quindi tante emozioni provate in questi giorni, il reparto salmerie riscuote sempre un grandissimo successo. Guarda, ci vogliono bene tutti, io più vado con le salmerie più mi accorgo che ci vogliono bene, le sensazioni sono meravigliose. E adesso arriva il clou, adesso arriva proprio l'apoteosi, come dico. E la novità di quest'anno è un nuovo componente? La novità di quest'anno è l'ultimo mulo che trovi in fondo alla fila e si chiama Tamburino, è un mulo che ha 4 anni, è appena arrivato, però è bravo, è bravissimo. Siamo in compagnia del nuovo arrivato della famiglia del reparto salmerie. Come sta andando il battesimo a questa adunata nazionale? Si sta comportando molto bene, sta imparando a mantenere le distanze con qualche stratone di morso, ma insomma ce la facciamo. E qual è stata l'accoglienza di Biella al vostro reparto? Molto calorosa, molto bella, veramente ci stanno cantando da come ci trattano bene, veramente, una bella esperienza. Buona sfilata! Grazie mille a voi!
arriva la città della vittoria, arriva quella sezione di Vittorio Veneto che nella sua dimensione, nella sua articolazione rappresenta ancora una volta quel mondo di tradizione e di modernità che guarda al progresso e favorisce il futuro e l'evoluzione nel cuore, nell'animo, nella testa della nostra gente. Portano il tradizionale striscione. Vittorio Veneto, città della vittoria, sì, ha l'onore di essere stato quel luogo, quella piccola porzione di territorio veneto che dopo le grandi battaglie, dopo i grandi momenti di sofferenza, ha aperto e dato le ali alla vittoria. Ali alla vittoria alla quale ha contribuito con le sue medaglie d'oro, ha contribuito con la sua gente, con il suo ardore, con la fermezza nel resistere durante l'anno dell'invasione, nel diventare la città che è sede dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, città dedicata al primo paracadutista della storia, a quell'Alessandro Tandura che nel 1918, paracadutato oltre le linee del Piave, si faceva onore e collaborava con i nostri al fronte dall'altra parte per costruire i prodromi della vittoria. Con noi i sindaci del Vittoriese, numerosi, sono qua a testimoniare quella vicinanza, quel rapporto di amicizia, quella continuità ideale, tra coloro che passeggiando nei portici vittoriesi 100 anni fa immaginavano di dare vita alla sezione di Vittorio Veneto. Oltre 2500 soci, 19 gruppi, le medaglie d'oro di Alessandro Tandura, di Luigino Tandura, di Annibale Pagliarin, di Giovanni Bortolotto, la straordinaria figura del dottor Salvadoretti. In queste fiamme ci sono le pieghe rugose di quelle che vengono chiamate le cordonate, ci sono quelle lunghe colline che si inseguono una dopo l'altra fino a raggiungere la plaga mesulana, fino a perdersi nella pianura, quelle splendide colline dove le tradizioni alpine, le tradizioni semplici e genuine della gente che si sente popolo resistono e si affidano al canto. Sì, perché Vittorio Veneto è città che canta, con il suo storico coro Ana Vittorio Veneto, con il coro Col di Lana, con il coro mesulano che con sede a Cordignano raccoglie le speranze, le voci, la storia e le tradizioni di quella parte del mondo vittoriese che sta sotto il piano del Cansiglio, sotto il bosco degli eremi della dominante, la Repubblica di Venezia.
questo striscione io, il dovere, le cime, a fine giugno lo vedremo affisso all'ingresso della comunità di Miane, lo vedremo là dove questa sezione andrà a celebrare il suo raduno e dove attraverso queste parole continua a fare una professione di fede, io, il dovere e le cime, quella professione di fede che portò il dottor Salvadoretti a costruire una straordinaria poesia dove si dice che si è alpini fin tanto che si rispettano i propri veci, si è alpini quando si onorano il padre e la madre, si è alpini fin tanto che non si ha vergogna di rappresentare sempre e comunque se stessi, non si è più alpini quando si ruba di nascosto, non si è più alpini quando si abiura la patria, non si è più alpini quando si ha smesso di onorare i principi della coscienza umana. Non si è più alpini e allora si può dire di aver messo lo zaino e il cappello davvero a terra. Ma qua con la scuderia Muli, con chi ne ha fatto una religione, una storia di conservazione, l'unico vero riconosciuto reparto salmerie dell'Associazione Nazionale Alpini. Sono loro, capitanati da Tony De Luca, sono loro che insieme con quei vecchi muli che portavano il nome di Roso, portavano il nome di Mila, di Orio, di Rena, di Marna, hanno segnato la storia degli sconci e degli alpini in pace e in guerra. Siamo qui con Mirella Bagliana, sindaca di Vittorio Veneto. Qual è stata l'emozione nella sfilata oggi di Biella? L'emozione è stata fortissima, ho dovuto trattenere le lacrime per ben 2 volte e veramente grazie a Biella che ci ha accolto con questo caloroso benvenuti e veramente Vittorio Veneto è sempre una città riconosciuta da tutta Italia e quindi veramente è stata l'accoglienza fantastica e l'emozione è stata veramente forte. Io sono onorata di sfilare con gli alpini di Vittorio Veneto e con tutti i sindaci del territorio che ringrazio e veramente il vittoriese è forte e dobbiamo andare avanti su questa strada che hanno tracciato i nostri alpini. Presidente Casetta, siamo giunti al termine della sfilata qui a Biella, quali le emozioni a caldo? Beh, allora diciamo che è sempre emozionante sfilare in una dunata. Quest'anno per me è stata un'emozione tutta particolare, visto che da 1 mese e mezzo sono il presidente della sezione, quindi sfilare davanti, scortare il nostro vessillo, beh, insomma, è un'emozione che non si prova tutti i giorni ed è una grande emozione. Abbiamo visto il nuovo striscione della sezione di Vittorio Veneto fare bella mostra, ma soprattutto ricevere tantissimi applausi. È uno striscione nuovo di zecca, l'abbiamo proprio ritirato la scorsa settimana e diciamo che è uno striscione molto emozionale per cui riesce a invadere un po' tutti quanti gli animi. I suoi alpini come si sono comportati oggi? Io sono davanti, non lo so come si sono comportati dietro, ma credo che si siano comportati molto bene, visto che sanno che la sezione deve fare comunque sempre bella figura.
Noi possiamo testimoniare che gli applausi sono stati tantissimi e che gli alpini si sono comportati bene. Il saluto ai suoi alpini e a chi ci ha seguito da casa sulla Tenda TV. Ringrazio tutti gli alpini che erano qui presenti, che hanno sfilato con noi, e non pensavo, ma erano più circa 250 alpini venuti da Vittorio Veneto, quindi hanno fatto un po' di strada, però credo siano contenti della strada che hanno fatto e di tutta la Dunata. La città, come dicevamo prima, è una città a misura d'uomo e quindi a misura d'alpino, quindi ha risposto molto bene. Avete visto che dall'inizio della sfilata fino alla fine una marea di persone lungo le transenne e tutti applaudivano, per cui voglio dire è una cosa che resterà sicuramente nei nostri cuori. Un saluto agli alpini che ci vedono da casa, speriamo si siano divertiti e speriamo di aver invogliato in loro quel germe e portarli tutti quanti il prossimo anno a Genova.